Sono Fabrizio Magia, Slow Food Cagliari e siamo lieti di presentarvi questo laboratorio sul cappero. Il cappero è diventato presidio Slow Food proprio nel mese di dicembre, quindi è la prima occasione che abbiamo di presentare questo meraviglioso prodotto fuori, diciamo, dai canoni classici. Che cos'è un presidio, prima di tutto? Cos'è Slow Food? Slow Food un po' la conoscono tutti, è un'associazione anche non facile da spiegare. Possiamo dirci ambasciatori del buon cibo, ma siamo molto di più. Il nostro motto è buono, pulito e giusto, come vedete lì, e rappresenta buono, che il cibo deve essere buono, pulito perché non deve comunque avere avuto delle contaminazioni di tipo chimico, e l'ultima parola giusto, perché deve essere giusto nel rapporto che c'è nel prezzo sia per i produttori che per i consumatori. Cos'è un presidio? Slow Food nei 35 anni da cui è nato, oggi è un'associazione internazionale in 160 paesi, protegge alcuni prodotti. Il capro di Serargius era un prodotto che andava protetto perché soprattutto in una zona, è un prodotto, una biodiversità, come voi spiegherà Marco, che è presente in Sardegna dall'800 e dall'800 si è cominciato a consumare. Quindi adesso, proprio mi taccio, faremo due cose. Marco vi spiegherà cos'è il cappero e poi faremo un assaggio comparato dei capperi presenti. Quindi sarà il cappero di Serargius, ci sarà un prodotto, se non sbaglio, di pantelleria e poi ci sarà un cappero commerciale. Da questa degustazione io penso, come è successo anche a me, come è successo a molti, vi alzerete con un'idea diversa di quello che è il cappero, perché fino ad oggi avete pensato ad un prodotto diciamo normale che vedete in tutti i supermercati. Esistono delle grandi differenze. Un'altra delle grandi differenze che vi spiegheremo in seguito è anche il sale che si utilizza. Il sale che utilizza il cappero di Serargius è una grande ricchezza della nostra Sardegna, che è il sale delle nostre saline. Quello che usa Marco, una volta che è stata chiusa la salina di Molentargius, è quello di Contivecchi, un prodotto di ottima qualità che conferisce al cappero una grande qualità. Mi sto zitto e passo la parola a Marco, che è il produttore. Buongiorno a tutti. Oggi provo a raccontarvi perché secondo me i capperi entrano a far parte di quel lungo elenco, il ricco elenco di prodotti tipici tradizionali di cui la Sardegna è già ricca. Quando si parla di capperi, infatti si pensa subito alla Sicilia e non alla Sardegna, perché con le sue isole di Pantelleria e Salina sono i produttori per il 95% della produzione nazionale. Invece anche la Sardegna vanta una piccola ma lunga e storica produzione di capperi. A Serargius, come si inizia a vedere dalle foto, si utilizzavano i capperi fin dai primi del 1800 e veniva utilizzato però non come pianta ad uso alimentare, ma come pianta ad uso medicinale. Venivano utilizzate le scorze delle radici per curare le varici sanguinolente delle donne serargine, anche per curare le emorroidi e cavare i mal di denti. Questo era un utilizzo che veniva utilizzato da pochi medici empirici sino al 1850, quando l'avvento di una famiglia di origine genovese, la famiglia Dentoni, conoscitori di spezie, avevano anche una locanda dove vendevano spezie in Liguria, trasferitisi a Serargius, erano venuti a contatto e a conoscenza appunto della facile crescita delle piante di capperi, che però avevano un altro utilizzo. Quindi loro le introdussero in cucina, nell'enogastronomia locale intorno al 1850, e da lì si ampliò la diffusione. Si ampliò tanto da avere veri e propri capperetti specializzati che superavano l'ettaro e diede ristoro a numerosissime famiglie locali, ed era un lavoro che veniva effettuato soprattutto dalle donne e dai bambini, tant'è che i capperetti, soprattutto quelli grandi, quelli specializzati, erano nella zona subito circostante a quello che oggi è rimasto del centro storico. Perché? Proprio perché erano delle coltivazioni che venivano curate dalle donne e quindi non potevano essere troppo lontani dal centro abitato. Quindi abbiamo che per oltre un secolo e mezzo, sino al 1970,
70-80 si ebbe una larga diffusione nonché commercializzazione dei capperi in tutta la Sardegna e Serargius era appunto l'unico paese dove veniva coltivata questa specie. Una cosa curiosa, sarebbe da fare una ricerca, è il fatto che essi vengono riprodotti per via agamica e quindi è molto probabile che tutti i capri presenti a Serargius siano, tra virgolette, parenti tra di loro, quindi provengono da pochissimi cloni. Quindi abbiamo che dal 1800 sino al 1970-80 si ebbe una grandissima diffusione di questa coltivazione, sino a subirne un veloce e rapido quasi sparizione, decremento della produzione per diversi motivi. Una era una caratteristica intrinseca ai capri, alla sua specie, alla sua varietà locale, e l'altra invece è data dalle condizioni socio-economiche del territorio, perché Serargius, cittadina agropastorale ai confini con Cagliari, era piccolissima, forse si è vista anche da qualche foto, che nell'arco di circa un ventennio tra gli anni 80 e il 2000 ha avuto una grossissima espansione urbanistica, divorando velocemente quelli che erano i campi destinati a capperi, perché erano tutti campetti nella zona limitrofa al centro storico. Quindi tutti i campi e i capperetti venivano venduti per costruire quello che è oggi l'attuale cittadina, tant'è che i capperetti specializzati erano tutti all'interno della cinta della superstrada 554, quindi venivano a scomparire gran parte dei capperetti. Sia l'aumento demografico, il mantenimento del prezzo identico tra gli anni 80 e gli anni 90, si parlava di 10.000 lire al chilo, e soprattutto uno dei motivi principali era una delle sue caratteristiche, come vedrete ora e come potrete magari provare a sentire dopo gustando i vari capperi. La sua caratteristica è quella di crescere ad alberello, non è una pianta strisciante come uno può pensare, come quelle siciliane, spagnole, che sono rasenti a terra, oppure come siamo abituati a vederle nelle mura, che sono delle piante cascanti. La pianta di Serargius è una pianta, un ecotipo, chiamiamolo così, dovrebbe essere un ecotipo locale, che cresce ad alberello, riesce a raggiungere anche altezze di 1,5 metri e in alcuni casi inizio stagione anche di 2 metri nelle piante secolari. Questa sua caratteristica fa sì che alla fine il peso specifico del cappero, e quindi del singolo cappero, sia di circa di 2 terzi inferiore rispetto a quelli di Pantelleria e Salina. Come potete vedere qui abbiamo 1 chilogrammo di capperi di Serargius e 1 chilogrammo di capperi commerciali, e supponiamo che il cappero abbia le stesse dimensioni, avere una pallina da ping pong e una pallina da golf, quindi raccogliere 1 chilo di palline da golf ci occorre meno di un'ora, per raccogliere 1 chilogrammo di palline da ping pong occorrono circa 3 ore. Cosa succede? Tra gli anni 80 e gli anni 90 si inizia ad avere un commercio che non è più quello del porta a porta o del mercato face to face, quindi non c'era più il rapporto diretto col coltivatore, con il commerciante, ma iniziamo a girare anche per i vari negozi i vari listini. E quindi nei vari listini, quei pochi listini dove erano presenti i capperi di Serargius, appariva che il cappero di Pantelleria, Salina, comunque quelli commerciali, costavano circa 3.000 lire al chilo, mentre quello di Serargius costava 10.000 lire al chilo. Quindi vedendo solo il listino, senza avere davanti quello che poteva essere la sua resa, veniva ovvio e matematico comprarsi 1 chilo di capperi di Pantelleria, perché proporzionando il prezzo con 10.000 lire si compravano 3 kg di quelli di Pantelleria Salina, o comunque quelli commerciali, anche se poi effettivamente la resa è quasi la stessa. Infatti abbiamo che in 1 chilogrammo di capperi medi di Serargius ci sono circa 1.800 capperi contro i 600-700 dei capperi delle altre provenienze. Però questo non era facile intuirlo a chi non li conosceva, e quindi man mano la diminuzione delle persone che sparivano dalle campagne, l'aumento delle abitazioni in quello che erano le campagne, il costo che veniva considerato molto più alto rispetto ad altri ne fece determinare la quasi totale scomparsa di tutta la produzione. Sino al 99 e nel 2000. Nel 99 abbiamo che il 95% della produzione di Serargius, delle piante di Serargius, erano praticamente abbandonate. A seguito dopo una breve esperienza all'estero, quindi rientrato in patria prima di abituarmi a stare lontano da casa, ho deciso di rientrare e provare a fare un qualcosa di mio, di nostro, per il nostro territorio. E quindi dopo un attento studio del territorio, a Serargius erano presenti
tre tipologie di produzioni tipiche, che erano i fichi, le mandorle, le viti, e poi qua e là, parliamo di agosto, c'erano questi cespugli verdissimi, pieni di foglie, dove la campagna era desolata, era completamente secca, si scorgevano qua e là questi cespugli bellissimi, fioriti e molto curiosi, che mi incuriosì tanto, e quindi iniziando a fare le interviste agli anziani del paese, mi hanno raccontato un po' parte di quello che ho raccontato voi. Tra l'altro i capperi a Sergius sono sempre stati conosciuti come i capperi sotto aceto, però vi è una lunga tradizione anche del cappero sotto sale, tant'è che uno dei soprannomi dei Sergini è Cereginum furasari. Cereginum furasari perché? Nel periodo della raccolta del sale, tra gli anni 20 e gli anni 40, vi erano i comandati, vi erano i galeotti che venivano costretti ad andare a fare le campagne di raccolta sale, ma quando le stagioni erano abbondanti venivano reclutati, requisiti, tra virgolette, e obbligati anche i braccianti agricoli e gli agricoltori. Quindi queste persone, indispettite di questo prelievo forzato delle loro giornate lavorative nell'agro, parliamo anche del periodo della vendemmia, settembre-ottobre, ricordo che Sergius sino a qualche anno fa era il quinto paese per superficie abitata di tutta la Sardegna, quindi indispettiti di questo conoscevano quali erano le rotte, i tragitti delle diligenze di sale, quando queste attraversavano Sergius venivano assalite e gli veniva rubato il sale. Per questo motivo non potevano essere messi in commercio i capperi sotto sale, perché sarebbe scoperto chi era stato l'autore del furto, e da lì uno dei soprannomi Cereginum furasari, mentre si è diffuso moltissimo la lavorazione dei capperi sotto aceto, perché l'aceto era un prodotto secondario delle tantissime vigne che c'erano a Sergius, e quindi si è diffuso notevolmente quello, poi accompagnata a uno di quelli che è uno dei suoi piatti tipici, che è il coniglio siquitu, che tra l'altro quest'anno, anche grazie all'attività dell'Aore, è stato inserito nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali del Ministero. Detto questo, torniamo ai capri. Quindi i capri quasi del tutto abbandonati, siamo intorno agli anni 99-2000, ci aveva incuriosito, e quindi, carpita la fiducia di uno dei vecchi proprietari che aveva dei capperetti abbandonati, iniziai a fare delle prove. Quindi andai alla pantelleria per spiare, tra virgolette, studiare cosa avevano fatto loro, perché i loro capperi erano così famosi e i nostri invece si erano persi. Altro non era che loro andavano orgogliosi delle loro produzioni, quindi in ogni pietanza, per poco anche a colazione, si parla di capperi di pantelleria. Tra l'altro vi racconto un piccolo aneddoto: mentre eravamo lì con quella che era all'epoca la mia fidanzata, oggi mia moglie, mentre eravamo lì ci eravamo finti i borsisti dell'università, e quindi ci avevano accompagnati i tecnici dell'omologo ERSAT, l'Aore attuale, lì era la SOAT, non mi ricordo come si chiama, quella siciliana, e ci accompagnarono un po' in giro per tutta la pantelleria, facendoci entrare nelle aziende, mostrandoci i loro documenti, i loro tra virgolette segreti, ma segreti non più di tanto. E una notte, mentre rientravamo a casa, avevamo trovato la porta di casa aperta, e quindi ci eravamo impanicati pensando che ci avessero scoperto, ci avevano smascherato, e quindi avevamo paura di rientrare. Quindi, chiamato il proprietario di casa, era venuto tutto, insomma, sbalordito, perché era anni, una vita che non succedeva mai nulla a pantelleria, e quindi era impossibile. Infatti effettivamente avevamo dimenticato noi la porta aperta, non avevamo chiuso bene la serratura, quindi avevamo lasciato noi la porta aperta, questo perché avevamo la coda di paglia. Comunque, di fatto, non abbiamo né rubato alcun segreto industriale, semplicemente loro erano orgogliosi di quello che producevano. Quindi, rientrati in patria, era il 99, era il 2000, la prima stagione produttiva, non abbiamo fatto altro che raccogliere i primi capperi. Il primo raccolto erano stati 100 kg, esposti per il matrimonio sergino del 2000. Ottenemmo discreto successo, soprattutto dai turisti, dalle persone non locali, perché a Sergius i capri li avevano tutti, e quindi per loro era una cosa normale, anzi erano anche stupiti che uno non agricoltore, tra virgolette, si potesse mettere a fare una produzione di questo tipo, perché, come ho detto prima, io ho iniziato nel 99, senza arte né parte, perché senza l'arte, perché non sono figlio di agricoltori, nella nostra famiglia nessuno è mai stato agricoltore, e senza la parte, l'argent, i soldi, era difficilissimo iniziare l'attività agricola, perché i terreni a Sergius, soprattutto in quegli anni lì, ancora venivano venduti per quanto si poteva costruire e non
non per cosa si poteva coltivare. Pensate che 1 ettaro di terreno in quell'epoca lì veniva venduto dai 50.000 ai corrispettivi 100.000 euro di oggi, e soprattutto era impossibile riuscire a accorpare 1 ettaro di terreno perché Sargius è iperfrazionato, e quindi sono tutti terreni che vanno dagli 800 metri, 1000, 2000 metri. È raro di trovare terreni che superano i 5.000 metri di superficie, se non allontanandoci parecchio dalla 554, quindi andando anche oltre la 387. Sì. Quindi fatta la prima raccolta, sì, vi verrà ora distribuito un piattino dove c'è i pomodori posizionati, diciamo, alle ore 12, e dei capperi con a fianco un segno 1, 2 e niente. Posizionate i pomodori a ore 12, a ore 3 avete i capperi di Sargius, a ore 6 avete i capperi con il segno 2 di Pantelleria, e a ore 9 avete i capperi commerciali. Poi li assaggiamo in seguito. Quindi carpita la fiducia del primo agricoltore e anche la curiosità di altri produttori, di altri vecchi proprietari, subito dal secondo, terzo e quarto anno abbiamo aumentato le produzioni, perché diversi proprietari, anziché lasciare i loro terreni abbandonati all'incuria, ci hanno dato i loro terreni, i loro capperetti in custodia, e per oltre 5, 6 anni, 7 anni abbiamo aumentato le produzioni. Quindi partiti da un primo capperetto con 40 piante, dopo 5-6 anni avevamo in custodia circa 600-700 piante. Nel 2004 arriva il primo capperificio sardo, che però viene inaugurato nel settembre del 2005. In tutti questi anni abbiamo iniziato a fare diversi giri per tutta la Sardegna, per l'Italia e anche parte d'Europa, girando, proponendo e promuovendo. Considerate che il cappero di Sargius può essere considerato anche tra i primi prodotti in cui si parlava di prodotto a chilometro zero. Prodotto a chilometro zero perché i capperi venivano da Sargius, il sale veniva dalle saline ai Conti Vecchi, e l'aceto era inizialmente quello locale, poi è diventato quello commerciale però del vicino acetificio Spiga, e quindi era un prodotto che veniva completato all'interno di circa 5-10 km al massimo, un vero e proprio antenato di un prodotto a chilometro zero. Oltre a questo, nel 2004 venne iscritto nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali, e in più era un prodotto biologico, e quindi aveva tutte le carte in regola, aveva la sua storia e tradizione, tutte le carte in regola per poter essere un prodotto recepito dal mercato. Invece non andava il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno, e quindi ogni anno si diceva: quest'anno se non va chiudiamo baracca. E all'epoca, come forse speriamo anche oggi, Slow Food arriva al momento giusto. Nel 2008, in occasione di un mercatino di prodotto biologico e tipico organizzato a Sargius da Coldiretti, Slow Food e Comune di Sargius, conosciamo appunto Slow Food, a cui abbiamo raccontato e mostrato quello che ho raccontato a voi. Oramai arrivati al dunque dalla fine della stagione, all'8º anno, quindi con i conti che non tornavano assolutamente, eravamo pienamente in rosso. Fortunatamente facevo anche un altro lavoro, eravamo arrivati al dunque: o la va o la spacca, di tipo o riusciamo, iniziamo a ingranare, altrimenti si chiude baracca. E quindi ci accingiamo ad andare al Salone del Gusto di Torino con tantissime speranze e le nostre preghiere di buona riuscita. Arrivati lì ci confrontiamo con le produzioni che arrivavano da tutto il mondo, e quindi lì forse abbiamo imparato anche a essere anche noi orgogliosi di quello che avevamo, vedendo che dagli altri posti arrivavano prodotti comunque simili. Non parliamo di capi, ma parliamo di qualsiasi altro prodotto che non aveva, oltre ovviamente alla bontà e alla qualità del prodotto, dietro avevano una storia che avevamo anche noi, e nulla avevamo a che invidiare alla storia che raccontavano gli altri. Ma la fiera non andò bene, quindi rientrati in patria, tra virgolette, con le orecchie basse e bastonati, eravamo pronti a finire il prodotto e chiudere baracca. E invece dopo qualche settimana iniziano ad arrivare gli ordini che non ci bastava neanche 100 volte il prodotto che avevamo per poterli soddisfare. Arrivava una richiesta di una campionatura per autogrill, autostrade, che solo la campionatura era 10 volte la nostra produzione annuale. Quindi da lì abbiamo preso il trampolino e si è diffuso. Ma si è diffuso grazie a che cosa? Grazie sicuramente alla qualità del prodotto, ma anche grazie all'attenzione dei clienti, che pian piano, fiera dopo fiera, abbiamo insegnato
assaggiare, degustare il prodotto e capire quali possono essere le differenze. Intanto nella resa, perché il prezzo non sempre è equivalente alla bontà e alla resa del prodotto stesso, come potete vedere qui, ma proprio anche ad assaggiare il prodotto. Prego. No, intervengo solo per una cosa, per dire, adesso facciamo la degustazione, le parole sono importanti, però è importante anche assaggiare e vedere le differenze. Adesso Marco ci segue con la degustazione guidata. Ci scuserete, però siccome sono andati un po' avanti gli altri, abbiamo un po' meno tempo, quindi saremo un po' più sintetici con quello che succede. Mi piace ricordare quello che ha detto Marco. Slow Food in questo caso, come vi ho detto prima, rappresenta un ambasciatore per alcuni prodotti che non sono sottovalutati. Il Salone del Gusto di cui parla è un evento che avviene in maniera biennale e che porta a Torino qualcosa come 600.000 persone, quindi un piccolo prodotto di un piccolo paese, una mezza cittadina come Selargius, si presenta in un contesto internazionale, i nostri produttori si interfacciano con gli altri e subito dopo chi davvero conosce le cose apprezza i prodotti. Il presidio, che è quello che è arrivato quest'anno, dopo lunga fatica, è solo l'ultimo, diciamo, scudetto, chiamiamolo così, che rappresenta questo prodotto. Speriamo che ce ne siano altri, speriamo soprattutto che ci siano produzioni, perché come vi ha raccontato le produzioni sono sempre più basse. Marco, ti lascio la degustazione. Facciamo velocemente la degustazione e poi continuo a raccontarvi qualcosa sulla produzione. Allora, mettete i pomodori a ore 12, appunto a ore 3, quindi dove c'è il segno 1, sono i capperi di Selargius. Sono sempre salati, hanno avuto un passaggio sotto l'acqua, sono lavati e strizzati insieme a quelli di sia pantelleria che quelli commerciali. Quindi assaggiatene giusto uno perché comunque il sale rimane. Una delle particolarità, le caratteristiche del cappero di Selargius è proprio quella, la leggerezza del bocciolo, ossia è vuoto all'interno. Quel difetto che negli anni 80 ne ha comportato la perdita, la quasi totale scomparsa, è diventata negli anni 2000 il suo punto di forza, perché essendo vuoti, è vero che pesano meno, ma essendo vuoti, anche se si riempiono di sale durante la salatura, mettendoli semplicemente sotto l'acqua, lavandoli e strizzandoli, quindi senza metterli a mollo perché altrimenti si riassorbono il sale, la salamoglia, mettendoli sotto l'acqua, lavandoli e strizzandoli 2 o 3 volte possono essere consumati subito. A differenza dei capperi di pantelleria o comunque salini o comunque quelli commerciali che essendo pieni e compatti all'interno, una volta immersi nella loro salamoglia e messi col sale, è difficilissimo riuscire a estrarre il sale completamente dal cappero. Quindi per estrarre il sale bisogna tenerli moltissimo tempo a bagno e lasciandoli a bagno è vero che perdono il sale, però perdono anche moltissimo del loro profumo e del loro sapore. E soprattutto viene difficile anche lavorare perché si spappolano, magari si vede anche parzialmente come vedete nel piatto. Quindi questa è la sua caratteristica principale, probabilmente è data anche dalla sua specie, dal suo ecotipo, essendo una pianta che cresce ad alberello, probabilmente la pianta per portare l'acqua sino alla punta dei rami consuma moltissima energia e quindi deposita pochissima sostanza secca all'interno del cappero, mentre nelle varietà striscianti la pianta, consumando molta meno energia per portare il nutrimento alla pianta, alla linfa, ai capperi, consuma meno energia, quindi concentra maggior sostanza secca all'interno del cappero e quindi rimane più compatto. Quindi potete assaggiarlo. Un'altra cosa, guardatelo anche, vedete la differenza anche... è molto evidente questa differenza qua. Il pomodoro potete utilizzarlo tra un cappero e l'altro perché come tutte le degustazioni che si fanno col sale, noi facciamo anche delle degustazioni di sale in diversi laboratori che facciamo, il grande problema è proprio che il sale fa partire in tilt le papille gustative e quindi è necessario un prodotto che possa togliere questa parte salina. Quindi dal punto di vista visivo, a mio avviso, è molto importante vedere la differenza. Ce ne accorgevamo anche quando stavamo preparando i piattini. Un'altra cosa che vi invito a sentire è anche l'odore. Adesso è un po' andato via,
però se voi guardate l'odore è completamente diverso. Il cappero di Selargius ha un odore erbaceo molto profumato, io lo uso spessissimo, perché conosco a lui magari, però ha un odore erbaceo molto, è anche un bell'odore, mentre quello di Pantelleria, mi spiace, questo forse magari è una cosa un po' più, un odore non sempre gradevole. Guardate in che condizioni è quello commerciale. Se vedete è brutto anche da guardare, a mio avviso. Poi se ci sono domande fatele pure. Vedete la differenza? Ditemi se la sentite o se è solo una nostra, diciamo, rappresentazione. Ecco. E sale cattivo anche, perché un'altra delle grandi differenze, adesso ve la racconto, il sale non sono tutti uguali, sono simili ma non uguali, dico sempre io. In alcuni casi vi sono alcuni sali amari. A sali amari perché? Perché se la salinazione è stata fatta male, nelle saline soprattutto, assorbe una serie di solfati di magnesio che danno quel sapore amaro. Il solfato di magnesio non è altro che il famoso sale inglese, e quindi è la parte amara del sale, che con un prodotto come questo non fa altro che rimanere dentro il sale. Il cappero di Selargius ha il grande vantaggio di avere dei sali dolci, dei sali che non hanno questi sali amari. Quindi, oltre alla bontà del prodotto, vi è la bontà del sale che permette questa cosa qua. Spero che ve ne siate accorti di questo, spero di non raccontare cavolate, ditemelo, si vede questa differenza. Quello commerciale è davvero inguardabile, non l'hai scelto il più brutto che avevi, no. Quindi sto dicendo, è davvero una cosa qui. E quello che non ha quello numero, commerciale è senza numero. Quello senza numero. Ore 9. Okay. Fabrizio un po' di parte, adesso diciamo che anche i capi di Pantelleria e Salina sono ottimi anche qui, sapientemente lavorati, ci sono degli ottimi produttori anche dai nostri cugini siciliani. La differenza è sicuramente nell'utilizzo, mentre quelli siciliani si adattano meglio a dei piatti corposi, tengono moltissimo la cottura, i nostri capri essendo leggeri sono molto più delicati, quindi si adattano a piatti più leggeri. Abbiamo, adesso vi racconto anche la differenza, perché molti credono che capri piccoli, medi e grandi siano capri di piante differenti, tant'è che quando ci chiamano dicono voglio quella varietà con i capri piccoli, no, la varietà è la stessa, la varietà può essere simile anche a Pantelleria, lì è proprio una pianta, un ecotipo diverso, però come tipologia di dimensione del cappero può essere lo stesso, perché il cappero cresce sulla punta del ramo, ha un accrescimento a crotono, quindi va verso la punta. Una volta iniziato il germoglio, verso aprile, arrivata alla 15ª foglia, il ramo produce una foglia e un cappero ogni giorno, quindi ogni ramo produce una foglia e un cappero ogni giorno. Abbiamo i capperi di 2 giorni che sono quelli piccolini. Vediamo, forse si vede meglio qui. Abbiamo i capperi di 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni e 5 giorni. Al 5° giorno, verso le 5 del pomeriggio, forse si è visto anche con qualche foto, il bocciolo grande si apre e dentro c'è il fiore. Può essere raccolto quindi ogni giorno mantenendo sempre lo stesso calibro, oppure si passa ogni 4-5 giorni sulla stessa pianta e si raccolgono tutti e 4 capperi presenti, poi in separata sede si eliminano le impurità e viene diviso proprio per calibro, che più o meno corrisponde all'età del cappero sulla pianta. Qual è la differenza? È sicuramente nell'utilizzo, più sono piccoli più sono delicati, i capperi di 2 giorni, 3 giorni circa vanno bene per pietanze, comunque con pietanze a freddo, viene inserito nella pietanza solo a fine cottura, mentre quelle medie e grandi tengono anche un po' di cottura, non quanto i capperi di Pantelleria e Salina, che si adattano invece a cotture molto più corpose. Quindi a parità di dimensione diciamo che il nostro cappero grande corrisponde al cappero piccolino di Pantelleria. Infatti la cultura è quello di chiedere sempre i capperi piccoli, perché si è abituati a assaggiare, a sempre acquistato i capperi commerciali presenti, sono capperi che arrivano da altre zone e quindi sono molto corposi, quindi il cappero piccolo, si prediligeva il cappero piccolo perché essendo piccolo era più facile eliminare il sale rispetto a quelli grandi, ma nel nostro caso essendo tutti vuoti dal più piccolo al più grande il sale va via facilmente, quindi abbiamo che il cappero piccolo, l'elite e il piccolo vanno consumati solo a fredda a fine cottura, perché in cottura perderebbero qualsiasi tipo di sapore.
ci fu una gara, una sorta di gara competizione qualche anno fa con il gambero rosso, a Giulia del gambero rosso, dove mettemmo a confronto i nostri capperi, quelli di Pantelleria, Salina, quelli spagnoli e altri. Arrivammo forse secondi non con i nostri capperi che non erano soffiare all'occhiello, con i capperi più grandi. Misteriosamente, secondo noi, se dovessimo andare qualitativamente, ovviamente insieme all'utilizzo, a giudicare quali sono i migliori, andrei sul capo di 3 giorni o 4 giorni. E invece avevano scelto quello perché i piccoli erano risultati in odori e in sapori, perché per svolgere la gara li avevano messi tutti a mollo per circa mezz'ora e i nostri capri ovviamente dopo mezz'ora avevano perso tutto, era proprio il nostro punto di forza è quello, essere praticamente subito consumabili, tant'è che i capperi piccoli che noi chiamiamo gli elite, che non si facevano assolutamente, venivano utilizzati in qualche raro caso per dare ai bambini o agli anziani inappetenti per stimolare l'appetito. Si dava 1 o 2 capperetti sotto sale che stimolava l'appetito e quindi erano in grado di cibarsi meglio per poi assumere le varie medicine. Il tipo di lavorazione che seguono sul campo è quello quasi ordinario della vigna, quindi si ara nel periodo invernale, si pota, si scalza la terra vicino al ceppo e poi si rincalza nel periodo primaverile. Una volta potato, sempre nel periodo invernale, una volta perse le foglie, arrivate a aprile appunto rinizia il germogliamento della pianta e sul ramo appunto di 15-20 foglie circa inizia la produzione dei capperi, che si protrae da metà maggio nelle stagioni anticipate e dura per tutto giugno, a volte anche luglio-agosto. Quando iniziamo nel 99-2000, le prime stagioni, una delle fisiopatie più importanti è la mosca del cappero, che è una mosca che depone l'uovo all'interno del cappero, che non lo danneggia, però più avanti, durante la trasformazione, si rischia di vedere la pupa, l'insetto piccolo che fuoriesce dal cappero. Nulla di che, oggi, visto che oggi si possono mangiare anche gli insetti, sarebbe forse un valore aggiunto, però ancora forse non siamo pronti. Cosa succedeva? Essendoci il 95% dei capperetti abbandonati, la mosca aveva dove dilagare, dove andare a riprodursi ovunque e quindi iniziava a colpire da fine giugno, primi di luglio. Essendo delle piante condotte con un'agricoltura naturale come quella del biologico, non viene trattata, anche perché la raccolta è talmente frequente ogni 2 o 3 giorni che non esistono prodotti di sintesi o naturali. Forse oggi inizia a trovare qualcosa che possa incidere su questo dittero. Man mano che abbiamo iniziato la raccolta, man mano che si è rifatto un mercato e quindi tutti, non solo noi, ma tantissimi produttori, vecchi proprietari, altri hanno iniziato a coltivare le loro piante, quindi non è più il 95% delle piante abbandonate, ma siamo arrivati all'anno scorso con solo il 5% delle piante abbandonate. C'è stato un recupero del 95% di tutte le piante. La mosca, essendo il cappero, essendo raccolto quotidianamente, non ha dove dilagare, perché anche se depone viene comunque allontanato dall'agro e quindi la mosca non attacca più verso fine giugno, ma a volte il primo attacco arriva a luglio, addirittura anche agosto. A volte ci sono stagioni dove praticamente la mosca non fa alcun danno perché siamo riusciti a raccoglierli tutti per tempo. Come dicevo prima, la scalabilità della produzione, la velocità e la bravura del raccoglitore, anzi erano sempre raccoglitrici, perché era un lavoro molto delicato, perché i capperi si raccolgono a mano delicatamente, una a una, si tiene la punta del ramo con una mano e con l'altra mano si staccano uno a uno, non possono essere fatti movimenti bruschi o veloci o violenti perché si spezzerebbe la punta e a quel punto la pianta deve riprodurre un nuovo apice fogliare e quindi dopo altri 15-16 giorni rinizierebbe a produrre. Quindi spezzando le punte anche leggermente, semplicemente poggiandosi leggermente per arrivare al centro del ceppo, perderemo moltissima produzione, circa 15-16 giorni. In un'annata come questa, molto siccitosa, una volta spezzati, quest'anno non hanno avuto neanche la forza di rigermogliare. È una coltivazione che viene effettuata a secco, le sue radici arrivano anche a profondità di 6-10 metri e quindi è abbastanza rustica. 5 minuti, quindi io interrompo, potrei parlare per altre ore, però se avete delle domande da fare, se avete necessità di acqua. Una curiosità.
Le piante i capperi una volta raccolti venivano portati nelle case dei produttori e i Sarregaterasa, che erano le commercianti di capperi, portavano i capperi in scrobis sopra la testa nei mercati di Cagliari e venivano venduti, come è sempre stato. Questo è un altro dei motivi per il quale fu più rapida la perdita del prodotto. Venivano venduti a misura e non a peso. Sino agli anni 70, 80 e anche 90 ai mercati di Cagliari, chi li ha conosciuti, c'erano le signore anziane che vendevano i capperi a bicchierino e a vasetto, perché proprio per questo motivo, venduto a peso, non rendeva, tant'è che si vendeva proprio come i ceci, le castagne. Una volta entrato in vigore il chilogrammo per i solidi e il litro per i liquidi, quindi è entrato in vigore ufficialmente il chilogrammo, i capperi lì hanno iniziato a perdere davvero. Quello è stato uno dei momenti in cui veramente ha subito uno dei cali più drastici, che ha portato alla quasi scomparsa. Posso farvi una domanda io? Quanti di voi conoscevano il cappero di Serargius? Vabbè, tu sei di parte, Lucio, Lucio è di parte, addirittura due di Oristano, quelli di Cagliari. No. Vedete che è un prodotto vicino che non è che sia così conosciuto. Spero che questo laboratorio vi abbia dato un'indicazione maggiore di quello che è. La domanda che si fa sotto gliela faccio io: dove si vende questo cappero? Allora, il cappero di Serargius, a parte degli hobbisti che vendono ancora nell'uscio di casa, per il resto il nostro cappero Serargiano, che è l'unico che al momento ha la filiera chiusa, vendiamo in qualche boutique tra virgolette alimentare di Cagliari, per il 70-80% vendiamo nel nord Italia e all'estero. In queste ultime 2 annate abbiamo avuto un calo della produzione di oltre il 50% e per questo motivo prima ho detto che Slow Food è arrivato sempre al momento giusto, nel 2008 quando stavamo per chiudere e quest'anno che l'intenzione era quella. Uno dei motivi per il quale è stato accettato di fare il presidio è stato anche per una silente ribellione verso quello che sta succedendo nell'agro, sia a Serargius ma in altre parti. Quindi uno dei motivi per il quale a Serargius è stata scelta anche Serargius per una delle centrali elettriche era quella che le campagne erano completamente abbandonate. Questo è uno dei motivi per il quale abbiamo accettato, far presente che a Serargius, anche se la campagna è incolta, sono presenti e potenzialmente presenti dei prodotti validi, degni di attenzione in una programmazione paesaggistica e ambientale migliore futura. Lo scopo del presidio è proprio quello, sperare, forse diceva qualcuno, sperando non si può dire, sperare che ci siano dei giovani che possano prima o poi anche portare avanti il lavoro che ha fatto Marco, lavoro di 22 anni o 25? 25 anni. In questi ultimi, diciamo, io quando sono entrato in Slow Food 10 anni fa, una delle prime manifestazioni, forse per quello che mi vuole bene Marco, è che è proprio stata questa sul cappero. C'è questa grande novità per chi piace, quella del coniglio a succhito. Forse a Serargius faremo qualche attività anche su questa parte qua, perché mi raccontavi qualche volta che il cappero sotto aceto c'è qua e in Francia, ho capito male io? Mentre prima il consumo del cappero era in Sardegna almeno il 95% sotto aceto, ora la tendenza si sta cambiando, si sta rivolgendo anche al cappero sotto sale, però tradizionalmente veniva utilizzato sotto aceto perché era utilizzato nella pietanza principale, che era appunto il coniglio a succhito. Appunto da quest'anno, infatti sempre grazie a Laura, siamo riusciti a iscriverlo nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali e viene utilizzato sotto aceto in Sardegna e in Francia. Nel resto d'Italia il consumo sotto aceto è bassissimo. Faccio un piccolo inciso: se il cappero di Serargius è rinato, è durato 25 anni e oggi ha raggiunto questi livelli anche del presidio, il merito non è solo della nostra azienda, quindi di tutta la famiglia che mi è stata dietro. Come ho detto prima, non siamo una famiglia di agricoltori, bensì di pescatori. Il merito va a tutti quelli che negli anni hanno collaborato e hanno contribuito direttamente e indirettamente alla crescita e alla valorizzazione di questo prodotto. Parlo di Coldiretti, parlo dell'allora Ersat, poi diventato Laore,
parlo di Slow Food e parlo soprattutto dei nostri clienti, sia i ristoratori e pizzaioli, che grazie a loro è stato uno forse dei canali informativi e distributivi migliori in assoluto. Pensate che a Sergio si raccoglievano soltanto i capperi di 3 giorni e 4 giorni, guai a lasciare i capperi al 5° giorno, e guai assolutamente a arrivare al frutto. Quando lasciavamo i frutti, passavano gli agricoltori e vedevano i frutti sulle piante, ne dicevano di tutti i colori, perché dicevano, hai 2 diplomi e non hai ancora capito come si raccolgono i capperi. E invece il frutto oggi è un prodotto molto ricercato. Ma perché non si raccoglieva? Non si raccoglieva perché il frutto sfrutta molto la pianta, quindi lasciando il frutto sulla pianta, i fiori grani, i capperi grani che poi fiorivano e portavano a frutto la pianta, che iniziava a produrre il seme, la pianta riduceva moltissimo la sua energia perché la concentrava sulla produzione del seme per la sua riproduzione, che è quello il suo scopo, e quindi rallentava moltissimo la produzione. Quindi guai a lasciare i capperoni, invece noi li lasciavamo solo la fine della stagione e li dedichiamo alla produzione dei capperoni, e non si producevano neanche i capperi di 2 giorni perché era uno spreco, erano troppo piccoli, troppo leggeri, bastava aspettare 1 giorno o 2 che il peso quasi triplicava. Questo capperi nasce su richiesta di Roberto Pezza, parliamo nel 2005-2006, quando gestiva Saposentus sopra il teatro. Anche lui, abituato ai capperi commerciali, che quelli più buoni erano quelli più piccoli, mi aveva chiesto questo calibro qui, e io, principiante, giustamente, no, ma noi non li facciamo quelli piccoli perché non conviene. E lui subito aveva detto: a me non mi interessa il prezzo, li voglio piccoli. E quindi l'anno successivo abbiamo fatto delle prove, abbiamo raccolto un paio di capperi piccoli. Per raccogliere 1 chilo di quelli elitti, quelli piccoli, ci occorrono circa 4 ore se dovessimo raccogliere solo quelli. E quindi, fatti 2 conti, gli riportai e dicevo: guarda, ne abbiamo raccolti, però il prezzo è questo, che era un prezzo quasi improponibile rispetto a quelli che c'erano in commercio. E lui, senza batter ciglio, ci prese tutta la produzione dei capperi piccoli, e da lì si è diffusa anche l'utilizzo dei capperi piccoli, ovviamente al suo costo, perché ci vogliono 4 ore solo in campo. Poi il tipo di lavorazione che subisce 3 lavorazioni a secco, a differenza sempre di quelli commerciali che subiscono una sola salatura, e quindi si riempie anche di salamoia e rimane intriso di sale e acqua, ed è questo che genera poi quell'odore non gradevolissimo. I nostri capperi vengono effettuate 3 salature diverse per togliere tutta quell'acqua vegetazionale che ha, in modo da renderli ancora più leggeri, quindi ha un costo elevato proprio per questo motivo.